Partenza, se va. Dove andiamo? In giro per Pola Veneziana. Perché Pola Veneziana? Per capir meo, ve portemo in via Venezia. Nel 1331 Pola si entrò a far parte della Serenissima Repubblica di Venezia e si restava fino al 1797, data del Trattato del Campo Formio e crollo definitivo di Venezia, Poretta. Pola è stata utilizzata per la sua posizione strategica come porto tra l'Oriente e il capoluogo veneto. Ma cosa ne la sa dei veneziani? In Piazza Dantes è la chiesa di Nostra Signora della Misericordia, costruita nel XIV secolo e rinnovata di continuo. Su una delle pareti della chiesa si trova un rilievo che raffigura il Leone di Venezia. Il Leone veneziano è uno dei simboli più conosciuti della Serenissima. Lo troviamo in quei luoghi, soprattutto pubblici, che può testimoniare il potere di Venezia. Ancora oggi, passando per il centro città, potremo vedere i rilievi caratteristici che raffigura il Leone veneziano sulle pareti dei palazzi. Camminando per via Sergia incontriamo il clivo Antoine de Ville. Perché? Lui era un ingegnere militare francese che tra il 1630 e il 1632 al servizio della Repubblica di Venezia progettò e costruì alcune fortificazioni di Pola, tra cui il castello veneziano. Il Castello Polese nasce come una fortezza di difesa, ovvero come punto di protezione, ma anche come punto strategico per il controllo sull'Adriatico. La prima idea di fortificarlo la risale all'inizio del XVII secolo. I lavori però sono stati rallentati a causa dell'invasione spagnola e la mancanza di soldi fino all'arrivo di Antoine de Ville, ma dato che Pola non gli piaceva troppo, ha fatto tutto in fretta e furia, rubando anche le pietre di un teatro romano e lasciando i lavori a metà. Fortuna c'è restato un leone a sua difesa. Ta-da! Per strada incontriamo poi i resti di una pentafora veneziana su uno dei palazzi di via Sergia e così arriviamo in piazza Foro dove spunta il palazzo del comune. Costruito sull'ex palazzo pretorio del 1296, sull'edificio di oggi si nota 2 colonnine gotico-veneziane con ricchi capitelli intagliati a foglie e a stemmi. Nel portico del Palazzo del Comune, che al tempo di Venezia era la sede del doge del prefettore, insieme a 26 stemmi di illustri personaggi storici della città, si trova i rilievi anche di un leone. Leoni ovunque! Oltre che per le costruzioni di edifici pubblici, come il Palazzo del Comune, l'architettura urbana di Venezia diventa conosciuta per la costruzione di edifici tipici di ricche famiglie borghesi, le cui facciate sono decorate da grandi eleganti finestre e balconi in stile gotico veneziano. Vicino Piazza Foro si trova il Palazzo de' Martini, tirato su nel XV secolo e incluso nella lista dei beni culturali immobili del Comune di Pola, famoso per i dettagli elaborati nei blocchi di pietre bianche. Incamminandosi verso l'arena incontriamo dei bei balconi in stile gotico veneziano. Ultimo, l'anfiteatro, dove nel 1584 è stata murata una lastra con uno stemma della famiglia Emo. Gabriele Emo è stata una figura chiave per Pola. Infatti, il senatore veneziano nel 1583 aveva ostacolato lo smantellamento pietra per pietra dell'anfiteatro su proposta del Gran Senato di Venezia. Oggi i polesani esprimono la loro eterna gratitudine a questo importante personaggio dedicandogli una via che si trova, guarda caso, Rio l'Arena. Grazie per l'attenzione. Noi torniamo a scuola e speriamo voi a Pola.